Ha deciso di nascere una fredda mattina di gennaio, all'improvviso, con ben 14 settimane di anticipo, mentre la mamma veniva trasportata d'urgenza in ambulanza dall'ospedale di Rovigo a quello di Padova, il più adatto a seguire le gravidanze pretermine. Ma il piccolo, a causa della corsa in ambulanza, avrebbe riportato numerosi traumi, tanto che i genitori hanno deciso di denunciare i carabinieri di Padova e i medici rodigini, che hanno costretto la mamma al viaggio d'emergenza. Il bimbo era podalico e la mamma, alla 26ª settimana di gestazione, si è subito rivolta all'ospedale di Rovigo quando ha avvertito dei dolori sospetti, ma dopo una lunga attesa i medici hanno deciso il trasferimento a Padova. In sala parto però non ci è mai arrivata. Ha partorito nell'ambulanza lanciata a tutta velocità lungo la A13 all'altezza di Monselice. Il piccolo, che pesa appena 1,2 kg, secondo quanto riporta il Gazzettino, è grave, ricoverato in terapia intensiva neonatale con entrambe le braccia fratturate, una menomazione funzionale alla mano destra, numerosi ematomi, di cui 2 al collo, 4 al cervello e 1 al cervelletto. La mamma, disperata, ha deciso così di sporgere denuncia contro i medici dell'ospedale di Rovigo, che l'hanno fatta attendere nonostante lei avesse subito detto di avere una gravidanza a rischio e di perdere molto sangue. Il bimbo, quando è nato, era cianotico. Il medico dell'ambulanza lo ha rianimato e affidato ai medici della pediatria di Padova. Ora lo stanno curando con amore e competenza, dice la mamma al Gazzettino, chiedendo giustizia.